E oggi c'è stata anche l'ANAS insieme diciamo al mio assessore all'urbanistica, ai nostri tecnici, ma soprattutto l'ANAS a verificare la zona, quindi è monitorata. Per il momento la strada è chiusa e quindi di conseguenza comunque tutto il sistema diciamo di protezione civile e forze dell'ordine sono allertate. Nonostante il fondo stradale sia stato ripulito, l'Alemagna rimane al momento ancora chiusa al traffico. Sulla zona infatti continua a piovere, il timore che possano esserci altri smottamenti, considerando poi che le previsioni parlano nelle prossime ore di possibili bombe d'acqua. Siamo attenzionati dal punto di vista dell'allertamento di questa bomba d'acqua che sarebbe prevista, è logico che ci fa stare diciamo, maggiormente ancora attenzionati, ma continuiamo a monitorare. Ieri sera, poco prima delle 19, una frana ghiaiosa era caduta sulla statale 51, bloccando la circolazione in entrambe le direzioni. Vigili del fuoco e operatori ANAS hanno lavorato tutta la notte per rimuovere i detriti finiti sulla sede stradale in località Fiammes nei pressi di Passo Cimabanche in direzione Dobbiaco. Anche la pista ciclabile Fiammes Cimabanche è stata interessata dall'evento franoso e pertanto chiusa. In questa zona in un'ora sono caduti 72 mm di pioggia, precipitazioni che potrebbero essere all'origine della frana. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati e hanno dovuto attendere l'apertura della strada nel parcheggio di un rifugio. I vigili del fuoco intervenuti da Cortina hanno verificato che non vi fossero mezzi coinvolti. Sul posto anche i mezzi movimento terra del comando di Belluno per liberare la strada. Sull'altro versante sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Auronzo e Dobbiaco. L'Alemagna era stata temporaneamente riaperta a senso unico alternato per far passare auto e bus bloccati, poi è stata nuovamente chiusa. Cortina rimane comunque raggiungibile sempre lungo la statale 51 nella direttrice che proviene dal Cadore. Cortina è raggiungibile sia diciamo, dalla parte sud che per il momento è tutto a posto, anche dalla parte del Tre Croci e sia dalla parte del Massarico, quindi insomma siamo assolutamente aperti a tutti. Intanto permane fino a domani lo stato di attenzione per criticità idrogeologica nei bacini dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione Alpone e Adige, Garda e Monti Lessini per l'arrivo di temporali. Lo rileva il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale. La giornata di domenica infatti sarà interessata da una forte instabilità, soprattutto sulle zone montane e pedemontane.